Ora fanno impressione le immagini di alcuni luoghi turistici del paese pieni di gente, così in diretta, la vedete, Giovanna Botteri da Pechino. Ha riaperto il Parco dei Monti Gialli, ha riaperto senza biglietto, sono arrivate 20.000 persone. Questa è la Cina oggi, tra una speranza, una voglia di normalità e la paura di Wuhan. Vediamo. Le piccole botteghe di Wuhan hanno finalmente riaperto, ma la macellaia, la signora Jen, è molto preoccupata. Apriamo se viene qualcuno a comprare, dice, altrimenti tanto vale chiudere. In giro non si vede quasi nessuno. Anche la signora Xion, che vende il pesce, non ha clienti. E perché la gente ha ancora paura, spiega, paura di uscire, preferiscono restare a casa. La ripresa c'è, dicono i responsabili della città, epicentro dell'epidemia, è ancora chiusa. Si chiede alla popolazione di non uscire, ma oltre il 90% delle fabbriche lavora già a pieno ritmo. Nel resto del paese la voglia di mettersi tutto alle spalle è forte, qualche volta più forte della prudenza. Come raccontano queste foto del parco di Anhui, dove i turisti in gita si accalcano gli uni sugli altri, niente distanze di sicurezza, qualcuno senza mascherina. E anche il boom di Shanghai torna ad affollarsi. Non abbassare la guardia, mantenere le misure di contenimento, ammoniscono le autorità. La seconda ondata potrebbe essere alle porte. Lo sa bene il Giappone, che da martedì dichiara lo stato d'emergenza a Tokyo, Osaka e altre 5 prefetture, senza però imporre drastiche misure di isolamento, semplicemente facendo appello alla buona volontà della popolazione.